Si è svolta a Donada la 17ª edizione della mini marcia a gara podistica di memoria di Franco e Luciano, nonché nono Memorial Sandro Zaia. Un successo tra emozioni e ricordi, in particolare per Mario Mantovan e Fabio Pregnolato, organizzatori di questo evento, che hanno condiviso i loro pensieri sugli amici ai quali è dedicata la corsa. Anche Cristian Cappello, figlio di uno dei commemorati, ha voluto condividere un ricordo del padre, sottolineando l'importanza dell'amicizia e della passione per la corsa, che continua a vivere grazie a questa iniziativa. Fabio Pregnolato e Mario Mantovan, questa giornata particolare per una corsa che ha uno scopo di ricordare dei personaggi importanti. E me lo faccio dire da Fabio che si ricorda in particolar modo il papà oggi. Certo, sì. Sono già 16 edizioni che facciamo, ma è sempre come la prima volta, in quanto a emozioni, diciamo così. Mario, cosa rappresenta una gara così e perché è così importante un memorial a questi due personaggi? Erano i due amici che abbiamo corso diverse maratone insieme negli anni, tanti anni fa, e quindi è un momento particolare, soprattutto i minuti di silenzio che faremo dopo, è un momento in cui ricordare di collegarsi a loro che naturalmente là nell'alto dei cieli ci vedranno e non si sono dimenticati, perché ogni anno li ricordiamo e li ricordiamo con piacere estremo. Ma oltre a questi due qua, 8 anni fa o 9 abbiamo perso un altro collega, un altro socio che correvamo insieme, Alessandro Zaia. Anche per lui facciamo un memorial e diamo una targa ogni anno in memoria di questo ragazzo che è stato portato via da un brutto male anni fa. E quindi fare la corsa e tenere in vita la memoria di questi 3 ragazzi che sono morti prematuratamente. Ecco Fabio, un ricordo proprio di 2 parole del papà. Vediamo, quando andava a correre con Mario e Filippo, che ora sono gli organizzatori di questa corsa, e oltre alla corsa c'era anche amicizia e gran divertimento e bei momenti passati assieme. Riesci a mantenere anche tu questa amicizia, questi momenti? Amicizia sì, la corsa un po' meno, ogni anno dico di allenarmi, l'anno dopo proveremo, dai. Cristian Cappello, una giornata dedicata al papà. Anche a te chiediamo un ricordo. Mio padre penso sia stato come non sembra, ma una volta ero un po' distratto. Indimenticabili di questo paese. Vedi anche questo gruppo 5 di amici minuti alla partenza. Di 17 anni che organizza questa corsa. Ormai gli atleti sono tutti pronti per portarsi sotto il gonfiabile qui in via Roma. Ricordo